Rispondo col sorriso sulle labbra al consigliere Firetto, relativamente ai 400.000 euro persi. È vero, li abbiamo persi. Gli uffici si sono impegnati, infatti, per finanziamenti più ingenti e più importanti. Perché non parlate di quello che è arrivato in denaro ad Agrigento, ai miei concittadini? Un fiume di denaro. In questi 3 anni l'amministrazione Miccichè, che tu, caro, definisci incompetente, ha fatto arrivare e documentati 140 milioni di euro per la nostra città, ivi compresa anche la rete idrica, che nessuno mai c'era riuscito, era tutto bloccato. Il vero fatto, io penso, che qualcuno ancora non ha accettato la sconfitta dell'elezione e, ancora più importante, la sconfitta di Agrigento capitale della cultura. Io ho fatto passare per Agrigento un treno che non passerà mai più, un'opportunità meravigliosa per la città, per i nostri concittadini. Agrigento è vista ora da fuori non più come il territorio della mafia, ma come il territorio della cultura. Abbiamo lavorato tutti insieme, dal 31 marzo, i progettisti, i tecnici, colossi mondiali che sono al nostro fianco per sponsorizzare questo evento. State tranquilli tutti, assolutamente non è vero che stiamo perdendo tempo, perché una cosa è la burocrazia, una cosa è la costituzione dello statuto, il CDA, il notaio, ma la cosa fondamentale è che dal 31 marzo ininterrottamente si sta lavorando in silenzio, perché non è mio costume fare proclami, ma che finalmente Agrigento a breve potrà vedere e ne potrà godere. Io sono molto tranquillo e vi invito tutti a parlare sempre bene della nostra città. È vero che c'è una piccola percentuale che non fa altro che denigrare, ma naturalmente, guardate, non state attaccando me, state attaccando la vostra città, la nostra città, perché dovete sapere, cari concittadini, che le amministrazioni comunali vanno e vengono. La città di Agrigento è eterna e tale dovrà restare. Grazie e buon ascolto a tutti.